Continua la battaglia delle associazioni agrigentine sulla decapitazione degli alberi a Villa del Sole. Oggi è la volta del Codacons di Agrigento che, attraverso una nota stampa del responsabile regionale del Dipartimento Trasparenza Enti Locali Giuseppe Di Rosa, afferma come questa mattina, dopo che la polizia locale non ha effettuato nessun sequestro preventivo del cantiere in rapporto al nostro esposto dello scorso 14, ci siamo rivolti al procuratore della Repubblica chiedendo alla massima autorità di giustizia il sequestro preventivo del cantiere della Villa del Sole, in attesa di fare luce sulle autorizzazioni che non sono pubblicate in conformità alla legge sulla trasparenza all'albo pretorio del comune di Agrigento. Ci siamo rivolti al procuratore, afferma il Codacons, riguardo a una questione di rilevanza pubblica e di possibile violazione delle norme edilizie ambientali e paesaggistiche nel comune di Agrigento. Un esposto denuncia relativo a un potenziale abusivismo edilizio perpetrato dal comune di Agrigento dello scorso 14 in relazione ai lavori in corso presso la Villa del Sole. Tuttavia, nonostante l'iniziale segnalazione, l'organo di polizia competente non ha proceduto al controllo e all'eventuale proposta di sequestro preventivo dei lavori in via cautelativa. Abbiamo portato all'attenzione dell'autorità i seguenti punti: la mancanza di trasparenza negli atti pubblicati all'albo pretorio del comune di Agrigento come previsto dalla normativa vigente, la mancanza di un nulla osta da parte della sovrintendenza di Agrigento per il progetto esecutivo dei lavori in corso, l'eventuale nullità della variante al piano regolatore votata dal Consiglio Comunale di Agrigento. In considerazione di quanto esposto, conclude il comunicato stampa del responsabile agrigentino del Codacons e degli elementi forniti nella nostra precedente nota dello scorso 14, abbiamo chiesto l'intervento urgente all'autorità giudiziaria per il sequestro preventivo del cantiere e dei manufatti abusivi consistenti nella distruzione del patrimonio arboreo della Villa del Sole e nella realizzazione di una scuola materna con annesso polo per l'infanzia.